Terz'ultima tappa del duello per il primato nel girone A. Il Vicenza si è preso la vetta a fine marzo a Vercelli e ora chiaramente non vuole più mollarla. Oggi per la squadra di Vecchi però tutte le insidie di un'avversaria tradizionalmente scomoda come la Virtus Verona, che qui sul suo campo, anche con la forza di una sana spensieratezza, punta a blindare il suo posto nei playoff per divertirsi ancora nel finale di stagione. La pressione è chiaramente tutta addosso al Vicenza nel duello a distanza col Padova, che è impegnato contemporaneamente a Trieste, triestina che sarà a suo modo arbitro della promozione, visto che nel prossimo weekend sarà attesa proprio al Menti. Questi i temi introduttivi di una sfida che però adesso sarà il campo a raccontare. Andiamo a vedere quelle che sono le scelte dei due allenatori, partendo dalla Virtus di Gigi Fresco, che deve fare a meno del vicentino Zarpellon. Oltre ai lungodeggenti Caia Munaretti e Pagliuca c'è Sibi tra i pali, Calabrese, Toffanini e Ronco sono i tre difensori, Lerco, Meic, Metlica e Daffara in mezzo al campo, Fabio Rispoli a supporto di Contini e De Marchi. Nessuna grande sorpresa nel Vicenza, sono tutti a disposizione. Il ballottaggio, l'unico, era probabilmente quello per la casella di destra di centrocampo vinto da Zonta. C'è Confente tra i pali, torna Cuomo in difesa con Leverb e Sandon, Zonta appunto con Ronaldo, Carraro e Costa in mezzo al campo, Della Morte e Rauti a supporto di Claudio Morra. 13 gol, 6 nelle ultime 7 partite, 5 degli ultimi 7 di squadra. È innegabilmente il bomber del momento, ma si contende questa definizione proprio con Michael De Marchi dall'altra parte. 16 gol per il centravanti della Virtus Verona in totale, un fatturato altissimo nel 2025, al top nei campionati professionistici italiani. Occhio alla Virtus Verona alla 25esima giornata, ha rifilato al Padova proprio su questo campo, il primo stop stagionale della squadra di Andreoletti, mentre in riferimento alla Triestina, oggi avversaria del Padova e alla prossima del Vicenza, all'andata, quando Tesser era appena subentrato, ha imposto appunto il pareggio al Padova e battuto il Vicenza. Questo dà l'idea degli intrecci dei 180 minuti che stiamo per raccontarvi. Ne resteranno poi ancora 90 alla fine, ma il focus si sposta indiscutibilmente su ciò che sta per iniziare, la sfida tra Virtus Verona e Vicenza. All'andata 3-0 per il Vicenza, ma primo tempo sofferto, bloccato, poi una grande ripresa per la squadra di Stefano Vecchi, che è riuscita ad avere la meglio in quella sfida, anche con un gran gol di Della Morte, rimasto sicuramente tra i più belli del campionato. Ci sono, su un totale di 1350 posti qui al Gavagnin Nocini, quasi direi più della metà di tifosi del Vicenza, non solo il settore ospiti, anche molti appostati in tribuna. Ovviamente da questo punto di vista approccio molto collaborativo alla gestione logistica dell'evento da parte della Virtus Verona. Ci fosse stato uno stadio più grande, ovviamente si sarebbe parlato di una vera e propria invasione di tifosi vicentini, considerando l'estrema vicinanza tra le due città. Cosa ben nota: Vicenza che finisce per giocare sostanzialmente in casa. Dicevamo dell'andata 3-0 tutto nel secondo tempo, con uno schema su punizione per il gol di Rauti. Poi ha segnato Rolfini, che come ben sapete adesso non fa più parte del gruppo di Vecchi, e il tris di cui abbiamo già parlato di Della Morte. Focus sulla squadra arbitrale, dirige Luca De Angeli, alla quarta stagione in Campro, il fischietto di Milano. Gli assistenti sono Cesarano e Dell'Arciprete, rispettivamente di Castellammare di Stabia e di Vasto, Manedo, Mazzoni, Di Prato, il quarto ufficiale. Le trasferte hanno condizionato un po' il rendimento di Padova e Vicenza nell'ultimo periodo, assolutamente negativo il bottino esterno del Padova con 2 pareggi e 3 sconfitte. Ha fatto comunque leggermente meglio il Vicenza con 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, quella sul campo della Feralpi Salò. Innegabilmente il Vicenza ha fatto meglio, perché da fine 2024 è riuscito a rosicchiare
uno svantaggio che era diventato di 10 punti, era stata toccata la doppia cifra, adesso è sopra di 1 la squadra di Stefano Vecchi, in svantaggio negli scontri diretti, ma assolutamente padrona del proprio destino. Parola al campo, sta per fischiare De Angeli, si parte, buon divertimento con Virtus Verona Vicenza. Primo pallone gestito davanti alle panchine della squadra di Gigi Fresco, che però finisce per perderlo. Allora torna da Confente, il Vicenza ha recentemente festeggiato le 100 presenze tra i pali dell'Ani. Costa per Sandon. Va in verticale la Virtus, finisce giù De Marchi, tutto regolare sull'intervento di Leverb. L'arbitro lascia correre in entrambi i contrasti con metro uniforme e poi fischia in un secondo momento calcio di punizione a favore del Vicenza. E ovviamente la colonna sonora è quella che ci si poteva attendere, con un ampio sostegno dei tifosi vicentini. Era finito giù Ronaldo, si era forse anche innervosito per un colpo al volto. È stato tranquillizzato anche dall'arbitro. Sandon, Carraro, prova ad andare in ampiezza, arriva la chiusura difensiva della Virtus, c'è comunque rimessa sul colpo di testa di Diego Ronco. Va a prendere il pallone con le mani Zonta, preferito uno sprint a 3 a De Col e anche all'ex Talarico come esterno di destra. Cercato Morra in area, era messa bene qui la difesa della Virtus, che adesso prova a risalire velocemente il campo con Contini. Non perfetta la soluzione verticale scelta dall'ex giocatore dell'Olbia. Rimessa comunque per la Virtus, quindi c'era stata una deviazione. Non c'è fallo sull'intervento difensivo di Cuomo. Spazi stretti su questo campo è chiaramente uno dei punti di forza per la Virtus. Adesso accelera in conduzione Ronaldo. C'è stato un contatto con una spinta ritenuta nei confini del regolamento da De Angeli. Contini per Lerco, cerca il corridoio interno e poi rientra bene su di lui Carraro. Confente, ancora Carraro, si abbassa all'interno della propria area a prendere il pallone per impostare. Zonta, Morra, lascia lì, Rauti, tentano l'1-2, ha seguito l'azione esternamente della Morte. E poi sceglie di non forzare il cross, l'azione continua con un buon fraseggio del Vicenza. Ronaldo per Sandon, cerca di costruirsi il tiro, è arrivato a dare una mano il difensore come spesso accade. Un paio di finte della Morte che finisce però per perdere aderenza col pallone. Occhio alla ripartenza della Virtus Verona, cercato De Marchi ma è stato provvidenziale Leverb sul suggerimento di Contini per il suo centravanti. Grande senso della posizione per inserirsi sulla traiettoria di passaggio da parte di Maxime Leverb. 4 minuti, Vicenza che tiene di più il pallone. Questo era nelle attese, ma Virtus che ha già dimostrato proprio qualche istante fa di poter rendersi pericolosa in ripartenza sui ribaltamenti di fronte. Adesso c'è un calcio di punizione che Ronaldo batte velocemente, forse anche troppo. È stata già festeggiata aritmeticamente la prima promozione diretta in B, quella dell'Entella. Ovviamente parliamo del girone B dopo l'1-0 del Milan Futuro sulla Ternana nella partita delle 12:30.
Calcio di punizione proprio all'altezza della panchina di Vecchi. Ronaldo e Leverbe discutono sul da farsi. Batte lateralmente il brasiliano, prova il cross Zonta, rimpallo, pallone che è rimasto in gioco. Morra. Altro cross ostacolato, si va alla bandierina. C'è il ruggito dietro la porta di Sibi dei tifosi dell'Ane. Chiama lo schema Ronaldo con entrambe le braccia in alto, ovviamente monopolista delle palle inattive. Marcature rigorosamente a uomo, come potete vedere. Si sono formate le coppie e ha portato i suoi saltatori lì davanti il Vicenza. Traiettoria abbastanza strana, poi il colpo di testa sul rimbalzo di Della Morte che non trova la porta. Alla fine era rimasto un po' corto e basso l'angolo a Ronaldo, però comunque è riuscito Della Morte ad andare sul rimbalzo del pallone, trovando l'impatto ma non la destinazione finale. Sibi sceglie di ripartire dalla propria area, però il recupero palla del Vicenza è efficacissimo nella metà campo offensiva. Ha provato a calciare Morra, Lauti, va a lui, Sibi. Presa sicura, molto aggressivo sulla prima circolazione della Virtus il Vicenza, lo vediamo anche adesso. Rispoli. Guadagna metri con Daffara, la Virtus, incursione centrale, il capitano poi ha provato il filtrante, aveva fatto un movimento in senso opposto, invece Contini rispetto alla profondità cercata da Manuel Daffara. Da Confente alle Verb. Ronaldo. Uomo ancora per l'ex difensore del Chievo, ha giocato anche da queste parti Leverbe. Questa volta è reattiva la Virtus nel riappropriarsi del possesso. Calabrese per Rispoli, poi Metlica, ancora Daffara, largo per Ronco, che in questo momento sta giocando esterno con Daffara terzo dei tre dietro. Vediamo se è un qualcosa di stabile o se c'è stato un adattamento provvisorio. Solito palleggio articolato del Vicenza. Rauti si muove quasi da trequartista qui. Costa, palla interessante che poi filtra in area per Rauti, è stato anticipato con la punta del piede, aveva sfruttato ottimamente l'ex attaccante del Südtirol una sponda di petto, se ho visto bene, per infilarsi nel corridoio centrale. Poi c'è stato un ottimo intervento difensivo, ancora Vicenza, a testa bassa adesso Sandon. Costa rientra, chiede la combinazione a Rauti, che però preferisce andare esternamente da Sandon. Carraro, Ronaldo, Zonta, porta tanti giocatori sulla tre quarti. Il Vicenza aveva provato il tiro, Rauti gli è stato schermato subito. Della Morte, finta, rientra sul sinistro, va al cross col destro, dentro per Costa al volo, alta la volée. Però salgono i giri del motore del Vicenza, siamo appena al 10°. Sta cercando già di aumentare il ritmo della partita la squadra di Vecchi. 0-0 al Nereo Rocco pure, tra l'altro, quindi diamo un'occhiata intanto a Triestina Padova. Batte Sibi. Forse con una spinta Cuomo, sì. Calcio di punizione per la Virtus.
La prima pausa utile, dovesse esserci, andremo a leggere anche le panchine. Contini, preferito a Fabbro nelle scelte di Gigi Fresco. Tentativo di tiro, in questo caso senza grandi pretese da parte di De Marchi, basta lo sguardo per accompagnare il pallone fuori ad Alessandro Confente. C'è ovviamente il loco Ferrari tra le riserve del Vicenza. Confente dritto per dritto. Morra viene controllato senza lasciargli troppo spazio, in questo caso da Toffanin. Confermo quanto valutato in precedenza, sta facendo il terzo di difesa da Fara con Ronco esterno. I due sono assolutamente intercambiabili. De Marchi, eccolo Ronco che entra in area, finisce giù. Un accenno di protesta, direi timido. L'arbitro indica la ripartenza dal fondo. Prova a rimanere in zona pressing la Virtus. E il primo palleggio del Vicenza ne risente, non è ottimale. In qualche maniera prova a guadagnare metri adesso la capolista. Poi da Fara, si combatte. Zonta, Morra nella sua metà campo, supera la linea di mezzo e ragiona. Lo fa andando in ampiezza con un bel esterno. Costa, gli è partito davanti Sandon. Costa torna da Morra. E poi c'è stata la chiusura di Nicolò Calabrese. Ancora Virtus con Meic. Giocatore anche bello da vedere, l'italo bosniaco. Poi forse fallo di Rauti, l'arbitro dà il vantaggio, lascia giocare la Virtus con Rispoli. Poi però proprio il talento di probabilità del Como a fermarsi. Si ripartirà con la restituzione del possesso. Questo è l'intervento di Rauti, restituzione del possesso alla Virtus che lo deteneva. Toffanin a cercare l'Erco. Leverb, Confente si prende un rischio, poi tacco di Ronaldo che ha cercato il colpo geniale per uscire da una situazione di pressione. Calabrese ha scambiato con De Marchi, poi è finito giù l'ex capitano della Primavera del Verona. Calcio di punizione conquistato da Calabrese. Pronto a battere Metlica. Sono in 5 della Virtus pronti a saltare. Si fa sentire, parla Confente per tenere alta la concentrazione dei suoi. Gira il destro di Metlica, troppo ampio. Addirittura finito oltre la linea laterale, se ho visto bene. Si riparte infatti dalla rimessa in zona difensiva per il Vicenza, con la possibilità per la Virtus di rimanere lì a disturbare la fase di inizio gioco. Lottano da Fara e Morra. Della Morte parte in velocità, ha provato a lasciare lì il pallone con il tacco per Rauti. Le proteste di Costa, Vicenza voleva il fallo, l'arbitro era però a 2 passi. Ha ritenuto di non fischiare, poi adesso chiaramente va a verificare le condizioni di Della Morte e De Angeli. I giocatori del Vicenza dicono all'arbitro di consultarsi con l'assistente. Mi mando il gesto di una gomitata, qualcosa del genere. Qui De Angeli ha valutato assolutamente l'impatto
sul pallone. Questa è la sua chiara gestualità. Comunque non c'è stato alcun tipo di provvedimento. Eccolo Gigi Fresco, l'anima della Virtus Verona. Siamo nel 44esimo anno alla guida del club di Borgo Venezia. Virtus ambiziosa in questa stagione, vuole garantirsi la migliore posizione possibile nei playoff, che diventerebbero una certezza in caso di successo oggi. Comunque messa bene la Virtus. L'ostacolo di questo pomeriggio è molto molto alto. Il gioco riprende dalla rimessa, perché non era stato fischiato fallo, dalla restituzione del pallone alla Virtus da parte del Vicenza, quindi proteste che si sono risolte in un nulla di fatto. Calabrese, parte Lerco, ottima chiusura di Sandon, poi Calabrese tocca per ultimo, pallone che scorre oltre la linea di fondo. Può andare a battere Sandon, ormai da qualche tempo un titolarissimo sul lato sinistro della difesa di Vecchi. Rauti forse ha spinto qui. Calabrese si lamenta, Morra dice ma che fallo è. La partita è bella frizzante da questo punto di vista, come è giusto che sia. Toffanin, Contini prova a ribaltare al volo quasi no look e poi si appoggia irregolarmente su Costa Lerco. Nel frattempo Padova in vantaggio. Ronaldo, Sandon, Leverb manda avanti, va a saltare Costa, duello aereo con Meic, poi tocca Metlica, ancora Costa, Lerco, garanzia di spinta sulla corsia di destra, poi spalla a spalla con Sandon che gli sradica il pallone dai piedi. Ronaldo, tocco interno per Carraro, spinge in conduzione Carraro che finisce giù. Il cartellino giallo rimediato da Contini, primo ammonito della partita. Si sono trattenuti entrambi, però alla fine l'arbitro ha scelto di ammonire il numero 9 della Virtus. Comunque poi cenno di fair play tra i due, calcio di punizione. Sempre Ronaldo a battere. Arriva anche qualche indicazione dalla panchina. Si sono girati verso Vecchi sia Ronaldo sia Leverb. Sono arrivati nel frattempo ovviamente i lunghi in area. Ronaldo, palla morbida che scorre oltre la linea di fondo. Ha dato un paio di giri di troppo il brasiliano. Ronaldo identificato a Gigi Fresco alla vigilia come il giocatore del Vicenza maggiormente in grado di risolvere da solo la partita, con una giocata, con un episodio nel contesto ovviamente di una squadra agli altissimi valori tecnici. Specificato Fresco di essere anche legato a un rapporto di amicizia con Ronaldo. Tutto buono Metlica.
Poi Fabio Rispoli se ne va con un numero, la magia di Rispoli. Lerco è finito giù, Rispoli ha ammonito Carraro. Giocata di grandissima qualità del gioiellino di proprietà del Como, ha fatto sparire il pallone. Poi era riuscito ad allargare in orizzontale, ma è stato atterrato, reduce anche dall'esperienza con l'Italia Under 19. Rispoli purtroppo non è arrivata alla qualificazione nel girone dell'Elite Round dell'Europeo ospitato in Calabria. L'Italia è un girone di ferro con Francia e Spagna. Però una bella esperienza ovviamente internazionale per il giocatore del Como. Adesso calcio di punizione con il pallone appoggiato con cura sull'erba da Metlika. C'è anche da Fara in lontananza, conta i passi però Metlika, dovrebbe andare lui. Accovacciato Confente nel disporre con la massima attenzione possibile la barriera a 4. Indossa il costume da coccodrillo Costa. Pronto Metlika. Va in porta ma trova la presa attenta di Confente. Non è riuscito ad angolare come avrebbe voluto il centrocampista della Virtus, specialista anche sulle palle inattive, Antonio Metlika. Siamo già all'altra parte della morte. Pallone velenoso, teso in area, sputato via. Rispoli. Estremamente nel vivo del gioco. Ancora Metlika. Resiste. Poi è finito giù Ronaldo. L'arbitro gli ha fatto segno di rialzarsi. C'era stata la protesta da parte del 10 del Vicenza per un presunto colpo subito. Metlika fa da schermo davanti alla difesa Carraro, però Lerco gli scippa il pallone. Rispoli. Adesso un buon momento della Virtus, siamo nel cuore del primo tempo. Metlika, ancora Fabio Rispoli. Meic. Vicenza che si è sistemato tutto dietro la linea del pallone, ovviamente con grande ordine. Adesso rientra pure Morra. Ma continua la Virtus a palleggiare. De Marchi, Meic, Contini, si libera al tiro. Azione insistita fino ad andare in porta della Virtus Verona, che passa avanti con Contini, 1-0. Nel momento migliore all'interno del primo tempo la squadra di Gigi Fresco, nel suo momento migliore, trova la soluzione per sbloccarla. Azione lunga, insistita, che ha resistito al tentativo del Vicenza di riprendersi il pallone. Poi Meic, la finta di Contini, determinante nel far sbandare Costa in marcatura, poi ha incrociato il destro con un colpo da biliardo. E adesso il Vicenza deve recuperare. La Virtus si conferma fastidiosissima da affrontare per le big. Ovviamente c'è una vita davanti nella partita. Ronaldo. Ancora Rispoli, sta toccando decine di palloni nell'ultimo quarto d'ora. Prova ad andarsene con un bel numero, allarga il braccio, apre lo sportello Carraro senza commettere fallo. Il tono agonistico della partita è estremamente intenso. Da Fara. Lancio lungo in avanti, la testa di Leverb. Poi Ronaldo per Cuomo. Carraro. Ancora Cuomo. Leverb, tutto il Vicenza, come potete chiaramente vedere nella metà campo d'attacco adesso. Classifica live
fotografandola in questo momento. Padova 82, Vicenza 80, ma è lunghissima da una parte e dall'altra. Della Morte, Zonta, netta supremazia nel possesso palla da parte del Vicenza. Sandon dentro per Morra, che prova a girarsi sul piede perno, cerca di impedirgli il movimento in qualche maniera Toffanin, poi era arrivato Sandon, l'azione continua. Costa, cross, Sibi, gancio destro al pallone, è finito giù, poi il portiere Gambiano. Che si tocca la testa, quindi l'arbitro va a verificarne le condizioni, poi autorizza l'ingresso sul campo dello staff sanitario della Virtus. Non ha bei ricordi di Sibi, il Vicenza. Forse si è scontrato con un compagno qui. Credo il colpo l'abbia preso non nell'impatto con Rauti, ma in quello con Daffara, se ho visto bene. Dicevo, non ha bei ricordi di Sibi il Vicenza, perché è stato capace l'anno scorso nella gara del Menti di parare 2 rigori a Ferrari. Portiere che si esalta sui tentativi degli avversari dagli 11 metri, Sheikh Sibi. Il gioco era stato fermato dall'arbitro, quindi si ripartirà dalla restituzione del pallone alla Virtus. Subito lancio in avanti per la spizzata di De Marchi. Meic con la sua classica andatura, guadagna un bel po' di metri, arriva quasi al limite di Meic e poi apre per Ronco. Alla fine doveva decidere il da farsi, è rimasto un po' così a metà strada tra il tiro e il cross. La soluzione non è stata ideale da parte dell'italo bosniaco. Già 6 gol per Meic, tra l'altro ha segnato al Padova sia all'andata sia al ritorno. Si era parlato a gennaio anche di un possibile suo approdo in B, magari ecco in estate potrebbe concretizzarsi qualcosa. Morra, Zonta, ancora Morra, accompagnato fuori da Fara, prova a sottrargli il pallone, non ci riesce, Morra finisce giù. C'è stato il buon intervento in copertura, in supporto alla difesa di Metlica, ma ancora Vicenza con Ronaldo, questa volta nella terra di nessuno. Senza eccessiva fretta Sibi, che tra l'altro nell'ultima sosta è partito con la sua nazionale per le qualificazioni al mondiale, non ha giocato, però ha viaggiato. Nazionale del Gambia. Della Morte, proprio davanti alla panchina di Vecchi, prova a disorientare con le finte Daffara, poi va dentro. Un velo interessante quello di Rauti, ma ha capito tutto Calabrese andando ad anticipare Morra. Lerco per Contini. Quasi mezz'ora, a sorpresa è avanti la Virtus Verona, che si è sbloccata nel turno precedente vincendo sul campo della Pergolettese con la doppietta di De Marchi. Arrivava da una serie di risultati negativi. Metlica allarga bene su Ronco, anche lui proprietà Como, così come Rispoli. Daffara, Toffanin, non trova nessuno dei suoi. Zonta si appoggia su Morra, che fa lavoro da centro boa, poi coinvolge Sandon. Costa gli va incontro Lerco. Sandon, Carraro,
fa girare il pallone anche in orizzontale il Vicenza. Cuomo a supporto, attacca praticamente a pieni ranghi la squadra di Vecchi, che non riesce a trovare un varco in area. Poi il tiro di Cuomo sinistro che non impensierisce Sibi. Accompagnano molto l'azione offensiva sia Cuomo a partire dal lato destro della difesa, sia Sandon dall'altra parte, soprattutto ovviamente in una situazione di svantaggio. Rauti prova a togliergli il pallone, Meic, resiste molto bene Rauti. Ronaldo Della Morte finta il cross, va invece lì vicino da Ronaldo e poi prova a far girare il destro Morra, pallone che non è stato deviato e quindi si può riprendere da Sibi. Un terzo di partita in archivio qui al Gavagnin Nocini. Il Vicenza deve inseguire. La testa di Daffara. Ronaldo. Della Morte e poi Zonta. Traccia interna, ma c'è grande attenzione nel blocco difensivo della Virtus, che rimane basso e lavora con ordine e applicazione fino a questo momento, impedendo la creazione di grandi pericoli al Vicenza dopo lo svantaggio. Va Daffara alla rimessa. Pallone riconquistato da Cuomo. Rauti per Ronaldo. Della Morte lascia lì Ronaldo. Aveva fatto il movimento a marcia indietro Zonta, invece aveva provato a mandarlo sul fondo Ronaldo. I due non si sono capiti. Sempre avanti il Padova al Nereo Rocco. Toffanin decide di andare oltre la linea di centrocampo. De Marchi, anche scivolando e perdendo l'appoggio, alla fine riconquista il Vicenza. Cuomo per Sandon. Ronaldo. Verticalizzazione, ma ottimo anticipo di Toffanin, che poi prova a innescare la velocità di Contini. Leverb l'ha sbilanciato sulla corsa, anche con grande esperienza, mi sento di dire. Cuomo. Morra in posizione esterna. Si è guardato intorno, ha captato l'arrivo di Rauti, è andato al cross, ha trovato l'angolo, aveva necessità di andare a riempire l'area il Vicenza con il suo centravanti in posizione defilata. Comunque calcio d'angolo. Sempre con Ronaldo a battere, stanno arrivando tutti, praticamente sono 7 i saltatori del Vicenza, con Zonta al limite e Costa in una altissima copertura preventiva. Vanno a sparpagliarsi, pallone non allontanato definitivamente, alla Virtus rimane lì. C'è stato un tentativo di deviazione di Sandon, pallone di poco fuori in realtà. Non una conclusione pulita, ma comunque non è andata lontana dalla porta di Sibi. Calabrese per Meic. Costa. Palla dentro per Morra, che incrocia subito col sinistro, trova sul suo palo Sibi, bravo a finire giù, a buttarsi a terra con ottimi tempi di reazione. Era sul suo palo, ma rischiava comunque di essere infilato. Gran palla di Ronaldo questa, con Morra che non si è fatto pregare.
È la buonissima risposta di Sibi. Altro tentativo dalla bandierina per il Vicenza che sta reagendo. Sempre Ronaldo. Svetta, in questo caso De Marchi, che è andato a fare il difensore aggiunto. L'azione continua, Ronaldo. Rauti. Ronaldo. Va lui al cross, colpo di testa e pallone che rimane lì. C'era arrivato Morra. Si è salvata la Virtus. Tra poco magari andiamo anche a rivedere come. Non ha trovato sicuramente il miglior impatto sul pallone Morra. C'è stata una deviazione. L'arbitro dice è rimessa laterale e non angolo. Infatti con le mani Costa. Prende anche un po' di rincorsa per quel che si può. Lunga gittata. Ancora Costa. Mezzo esterno per il cross. Impossibile da raggiungere per Rauti. E adesso sta innegabilmente premendo il Vicenza che non ci sta. Due occasioni ravvicinate capitate all'attaccante che segna di più nella squadra di Vecchi, cioè Claudio Morra. Sulla prima, bravo lui a incrociare il sinistro di prima intenzione, altrettanto bravo Sibi. Calabrese. Contini è più veloce di Leverbe, che però è in vantaggio, quindi torna agevolmente da Confente, che poi sente il fiato sul collo di Contini, che è costretto da un destro impreciso, il portiere del Vicenza. Rispoli controlla in palleggio. Contini, poi interviene Cuomo e va da Carraro. Ronaldo è partito senza palla, Costa a tutta velocità. Ronaldo sceglie Sandon. Ronaldo ancora. Ha provato a caricare il destro, poi finta della morte. Sinistro che gira e non si abbassa. Non premiata la corsa di Costa, lo vedete che adesso sta tornando mestamente nella sua metà campo. Era partito come una freccia a sinistra, ma il Vicenza ha scelto di sviluppare in maniera diversa. Sandon, anticipo forte. Carraro. Ancora Sandon, poi Leverbe. Siamo nel 38esimo minuto. Un paio di squilli del Vicenza per reagire allo svantaggio ci sono stati. Della morte. Ancora Ronaldo. Scambiano i due in pochi metri. Sandon. Da lì può caricare il tiro. Infatti ci prova. Deviazione, calcio d'angolo. Se lo sono un po' perso Sandon, che non si è fatto pregare. Appena ha avuto la possibilità di guardare direttamente la porta, ha cercato il sinistro. Deviazione di Toffanin. Altro calcio d'angolo per il Vicenza, che ne sta collezionando un po'. Sono sempre tutti lì a saltare. Trenino che poi andrà ad aprirsi. Traiettoria a uscire. Disimpegno non perfetto. Possesso tenuto in vita. Costa dentro. Ancora Leverbe per Costa, ma Toffanin spazza via. Molto sollecitata ovviamente la difesa della Virtus Verona sulle traiettorie aeree, sulle palle inattive. Il Vicenza è praticamente sempre lì. Costa, solita lunga rimessa. Calabrese svuota i 16 metri e poi è arrivato il fallo di Ronaldo su Contini. Calcio di punizione per la Virtus che respira. Vi ricordo anche la possibilità di seguire le partite di questa fascia oraria con l'opzione diretta gol.
per il giro dei campi. Zonta, Ronaldo, si difende bene la Virtus e poi Contini però si fa prendere da un po' di frenesia. Rimessa lunga di Cuomo sulla verticale per Morra che finisce giù, poi si rialza, non c'è fallo, resiste Morra, eccolo il cross. Da una mano dietro anche Rispoli, che è il più piccolo di tutti, subisce fallo. Più piccolo d'età, classe 2006, Fabio Rispoli, e anche di statura, direi, così a occhio. Questo è l'intervento su di lui di Cuomo. Buon recupero di Rauti intanto. Ronaldo, Della Morte allo spigolo, aspetta la sovrapposizione, cross di Zonta, altro calcio d'angolo per il Vicenza che ha il piede bello pesante sull'acceleratore adesso. Avrebbe un significato notevolissimo riuscire a rimetterle in piedi, ovviamente, per il Vicenza prima dell'intervallo. Il solito assalto dei saltatori, sempre a uomo la Virtus, morbido Ronaldo, tiro dal limite, pallone che rimane lì, si stringe a protezione della propria area piccola la Virtus. Sta giocando una partita di abnegazione totale su tutti i palloni, sulle seconde palle, sui contrasti, sulla corsa, lasciando il predominio del palleggio agli avversari. Ovviamente ciascuno punta a valorizzare le proprie caratteristiche. Zonta, partito della morte, Zonta preferisce tornare da Ronaldo. 3 minuti all'intervallo, più eventuale recupero. Leverb, messo di nuovo le tende nella metà campo d'attacco il Vicenza. Leverb, tutto sotto controllo per Sibi. Il campo non è grandissimo, questa è una cosa nota, l'ha analizzato il tema anche alla vigilia Vecchi, sottolineando però come il campo di allenamento del Vicenza abbia soltanto 1 metro in più sia sul lato lungo sia sul lato corto rispetto a quello del Gavagnino e Nocini, quindi non sono misure estranee per questa squadra. Tra l'altro Vicenza che ha vinto già una partita qui contro il Caldiero. Lerco, Calabrese, Costa non fa passare Lerco, poi Meic. Ottimo l'intervento sulla linea di passaggio di Della Morte, che poi allarga forse un po' troppo. Morra raccoglie allo spigolo e poi gli viene impedito il cross da Daffara, che entra pulito sul pallone, rimessa in zona d'attacco per il Vicenza. Della Morte, Carraro, Zonta, Rauti, il pallone gli è finito sulla schiena, non l'ideale per controllarlo. Leverb, chiedono un tocco di mano dalla panchina del Vicenza, l'arbitro ha lasciato correre la rimessa comunque biancorossa. Ultimo minuto, sempre avanti il Padova al Nereo Rocco. Triestina che sarà prossima avversaria della squadra di Vecchi al Menti, poi Vicenza che chiuderà l'ultima giornata sul campo del Trento. Invece le ultime 2 avversarie del Padova saranno Caldiero e Lumezzane. Carraro, Della Morte, decide di non forzare il cross, poi Leverb, ultimi 30 secondi dei 45. Sandon, Costa,
prova a passare, ci riesce, ha messo la freccia e poi è andato a chiudere su di lui Calabrese, che sta giocando una gran partita in difesa. Altro calcio d'angolo. Potrebbe essere anche l'ultima occasione del primo tempo, direi. Anzi no, 2 minuti di recupero. Quindi c'è tutto il tempo. Ronaldo va nell'area piccola. La Virtus libera così con un altro pugno al pallone di Sibi, che già per la seconda volta ci fa vedere un gesto tecnico del genere. Leverb. Erano tutti davanti, quindi deve tornare in alleggerimento da Confente. Carraro. Adesso si è abbassata fisiologicamente la Virtus. Ancora Carraro. E poi Metlika torna da Sibi, che a sua volta va in fallo laterale, ultimo minuto del primo tempo adesso. Leverb. Ronaldo. Della Morte. Cuomo. Decide di andare dentro, ma qui sbaglia completamente il passaggio che era destinato a Rauti, dà modo alla Virtus di ribaltare il fronte. È isolato Contini, che aspetta i rinforzi. De Marchi arriva al limite, fermato senza particolare difficoltà da Sandone Leverb, che lancia in avanti. Rauti aggancia bene, va a sfidare Daffara. Rauti sul sinistro, conquista un altro calcio d'angolo e c'è tempo per batterlo. Deve fare in fretta il Vicenza. Sibi però è a terra, no, si rialza, tutto sotto controllo, chiede semplicemente ai compagni di tornare tutti a difendere in area, compreso De Marchi. Va Ronaldo, sempre tutti a saltare. Morra mette giù, accompagnato l'uscita dell'area, poi Costa gira il suo sinistro, la testa di De Marchi. Ronaldo, il pallone non è uscito in questo caso, chiuso alla bandierina Ronaldo, che prova a passare. De Marchi si mette davanti, usa il fisico, fallo in attacco e può bastare così. Quindi dopo 47 minuti e 30 secondi, Virtus Verona 1, Vicenza 0, Superspot. Rieccoci in diretta dal Gavagnino Nocini, la grafica ce lo ricorda, Virtus Verona 1, Vicenza 0. In contemporanea il Padova sta vincendo al Nereo Rocco di Trieste con il gol di Bortolussi. In questo momento la squadra di Andreoletti si è ripresa provvisoriamente, perché siamo soltanto a metà del cammino in questa giornata, la vetta del girone A. Una rapida occhiata alle panchine con le squadre che stanno rientrando nel Vicenza. Ci sono a disposizione i portieri Mazzollo e Gallo, poi Fausto Rossi, Della Latta, Ferrari, Beghetto, Capone, Garnero, Laezza, De Gol, l'ex Talarico e Fantoni. Nella Virtus i portieri Fortin e Alfonso, poi Catena, Lodovici, Amadio, Manfrin, Bassi, Oni, Juanito Gomez, Filippi, Saiani, Gatti, Cue, Lodogwu e Fabbro. Anche giocatori in più in panchina a disposizione. Gigi Fresco per questa seconda metà di gara. Tornano, risuonano nell'area le parole di Vecchia: alla vigilia contro di noi fanno tutte la partita della vita. È una cosa ovviamente logica, Vecchia quanto il calcio di fronte alla capolista. Tutte cercano di esaltarsi, lo sta facendo anche poi con la capacità di stringere i denti dopo il vantaggio alla Virtus Verona, che si è trovata schiacciata nella sua area di rigore, ma ha saputo resistere. Mi sembra di non vedere cambi, quindi si dovrebbe ricominciare con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo, risolto provvisoriamente, lo ricordiamo, dal quinto gol in campionato di Gianluca Contini al minuto 24.
preferito a Fabbro, scelta che si è rivelata fino a questo momento giusta da parte di Gigi Fresco. C'è da attendere probabilmente per la contemporaneità che si cerca di rispettare. Adesso si può andare. Le prossime 2 giornate, le ultime 2 invece saranno con tutte le partite in contemporanea. Gioca venerdì il girone A, appunto con Vicenza Triestina. Occhio a De Marchi intanto. De Marchi prova a passare in velocità Leverb. 1 contro 1 in isolamento. De Marchi fa girare il destro, Leverb riprende la sua posizione. Non era partito benissimo nel duello col centravanti della Virtus. Occhio perché siamo già dall'altra parte con Rauti che ha trovato un varco per entrare in area, costretto a uscire di nuovo. Costa va al cross, arriva Zonta dall'altra parte. Che inizio di secondo tempo, grandissimo ritmo. Eccolo Zonta. Ronaldo, finta, torna ancora da Zonta, eccolo il cross, secondo palo. Stava arrivando Costa, è stato anticipato da un esterno all'altro, ha provato ad andare in porta il Vicenza. Lerco è già arrivata nella metà campo offensiva la Virtus, c'è Contini solo praticamente, Lerco non se ne accorge, fa partire tardi il cross, c'è comunque calcio d'angolo. Contini si mette le mani in testa, era totalmente smarcato, credo non l'abbia visto Lerco. Inizio a briglie sciolte del secondo tempo da una parte e dall'altra, e adesso va a saltare la Virtus sull'angolo affidato ad Antonio Metlica. Marca a uomo anche il Vicenza. Primo palo, c'è la guardia attenta di Rauti. Copertura preventiva di Daffara sul pallone che schizza all'indietro. Sibi. Va in ampiezza. Trovato il colpo di testa di Meic, poi è in netto vantaggio Leverb su De Marchi. Confente va a cercare Rauti, lo trova, bravo a tenere il pallone di testa il numero 7, Costa. Morra, zona tiro, è andato a centrare la sagoma di un avversario. Carraro. Ronaldo decide di andare da Zonta, pallone di ritorno per Ronaldo, secondo palo. Cosa ha preso Sibi sul colpo di testa di Carraro? Azione costruita benissimo dal Vicenza. Ha un po' tirato addosso a Sibi Carraro, però comunque difficile anche prendere la mira da lì con un colpo di testa. Si può parlare comunque di occasione fallita. Calcio d'angolo, l'ennesimo. Ronaldo. Sibi non esce bene, se la cava comunque in qualche modo la Virtus. Poi Costa pasticcia un po'. Ha provato a partirgli davanti Contini, rimessa per la squadra di casa. 4 minuti intensissimi in avvio di secondo tempo. Non c'è nulla, dice De Angeli, sul contrasto che ha visto cadere giù un giocatore della Virtus. Adesso invece arriva il fischio dell'arbitro milanese per il fallo di Meic su Rauti. Calcio di punizione per il Vicenza. Costa e Ronaldo sul pallone. Zonta appena fuori area, gli altri sono tutti dentro. In questo caso provano a partire, li vedete, è uno schema chiaramente, partire larghi per poi accentrarsi. Saltatori del Vicenza sul cross di Costa. Non c'è arrivato Cuomo, poi il supporto di Zonta, ma è stato fischiato fallo in attacco a Cuomo. E se ne sono andati così 5 minuti
qui a Borgo Venezia, dove nel prepartita è stato premiato un ragazzo del quartiere, Lorenzo Salvetti, protagonista di X Factor. Il papà di Lorenzo Salvetti è stato giocatore e allenatore della Virtus un bel po' di anni fa, ai tempi del calcio regionale. La testa di Cuomo. Ronaldo. Ci sono 2 a terra, ma l'azione continua. Costa. Occhi negli occhi con Lerco. Sposta il pallone, cross a Costa. Dall'altra parte Zonta rimette dentro. Adesso in sofferenza la Virtus, schiacciata lì a difendere la propria area. Altro cross e qui non ci arriva di testa Morra. Che poi va a prendersi il pallone dai raccattapalle. Questo per far accelerare un po' la ripresa del gioco a Sibi, che viene anche istruito dall'arbitro sulla necessità di non perdere tempo. Adesso prova a costruire dalla propria area la Virtus, che poi però manda avanti. Leverb. Sempre avanti il Padova a Trieste. Si è fermato Contini. E Leverb un po' nervosamente appoggia il pallone in fallo laterale. Credo si sia fatto male da solo Contini, non ho visto contrasti. Ovviamente è un'interruzione di cui l'arbitro dovrà tenere conto poi nello stabilire il recupero. Partita complicata per Morra fino a questo momento. Ha avuto un paio di occasioni, il miglior realizzatore del Vicenza. Sulla prima una ottima parata di Sibi. Contini nel frattempo si è rialzato. Arriva un cenno positivo, direi, da parte dello staff medico e fisioterapico della Virtus sulla possibilità di ripresa della partita da parte di Contini. Intanto l'azione del Vicenza si è avviata. Ronaldo. Sandon. Palla in area. Si gira Morra, ma viene stoppato il suo tentativo di passaggio. L'azione continua. Il cross di Costa. Carraro ha cercato la soluzione acrobatica, non era facile. Altro tamponamento. C'è Calabrese. Mi sembra lui a terra. Sì. Forse colpito dal pallone. Si sta giocando pochissimo dopo che i primi 6 minuti del secondo tempo erano stati invece percorsi a 1000 all'ora. Ha colpito il palo contro la pergolettese Niccolò Calabrese. Qui i componenti della panchina del Vicenza che stanno aumentando l'intensità del riscaldamento, da non escludere ovviamente qualche mossa nell'immediato. Da parte di Stefano Vecchi, eccolo. Discutere con il suo staff, c'è chiaramente un'opzione Franco Ferrari, innegabile. Non è il miglior momento ovviamente di forma per il Loco, che comunque era difficile immaginarselo al top dopo comunque un percorso di rientro dall'infortunio che l'ha tenuto fuori in tutto il girone d'andata. Ha segnato 3 volte da quando è tornato
Ferrari, ultimo gol il 9 marzo all'Atalanta Under 23, poi visto il campo nelle successive 5 partite, pur non da titolare fisso, senza trovare la porta. Leverb. Zonta. Poi soprattutto, questo nelle gerarchie dell'attacco del Vicenza, con un Morra così diventa difficile per altri con le stesse caratteristiche entrare. Rauti prova a caricare il destro. Riparte la Virtus con De Marchi che si sta sacrificando tantissimo anche in fase di non possesso. Poi finisce giù, chiede il fallo, non c'è, si gioca. Rimessa in zona difensiva per il Vicenza. Leverb. Se ne sono andati 10 minuti nel secondo tempo. Carraro. Sandon. Morra. Lo segue Toffanin, gli si attacca addosso. Morra però è bravo a tornare da Rauti, pallone sporco che però rimane lì, cerca un varco per il tiro della morte. Va Carraro, deviazione e angolo. A testa bassa il Vicenza qui. Si incoraggiano tra loro i giocatori di Vecchi. Inseguimento di un pareggio che poi chiaramente può cambiare tante cose. Altro schema, partono tutti da sinistra, vanno verso il centro, l'angolo però è battuto corto. Ronaldo e Della Morte, ancora Ronaldo non è riuscito a far alzare il destro. Confente, non c'è nessuno a pressarlo. Mette giù Lerco, poi interrompe la sua corsa Costa. Rauti. Sguardo verso l'interno dell'area, il colpo di testa di Carraro. A metà strada tra la sponda, il tentativo di incrociare verso il secondo palo. Alla meglio in tutto ciò Sibi. Un po' in affanno la Virtus, ma chiaramente fa parte del gioco e infatti interviene, sa leggere la partita e non è una novità. Gigi Fresco mette energie fresche, dentro c'è Michael Fabbro. Non c'è stato ancora però tempo per effettuare il doppio cambio. Rimessa offensiva per il Vicenza con Costa che si appoggia sui LED pubblicitari per prendere slancio. Non è riuscito ad andare lungo come avrebbe voluto però. Ronaldo, altra opportunità. Ronaldo dentro, Della Morte, c'era Contini a sporcargli il controllo. Rispoli, ottimo Leverb, qui non si fa saltare Carraro. Della Morte, era salito sul pallone ma non è riuscito nel numero che avrebbe creato una situazione di superiorità. Fallo commesso da De Marchi. Carraro. Ronaldo. Della Morte. Il cross di Zonta, secondo palo. Proteste per una presunta trattenuta su Carraro. Ronaldo simula con la sua maglietta quello che sarebbe accaduto, per l'arbitro è stato tutto regolare. Allora, triplice cambio nella Virtus. Dentro Gatti, Fabbro. Mettiamo ordine.
Allora, fuori Rispoli e dentro Gatti. Fuori Contini e dentro Michael Fabbro. Ne manca uno, sta per entrare anche Amadio. Amadio che prende il posto di Lerco. E il numero, la Virtus dice anche il numero 74 Lerco per il numero 7 Amadio. E anche il momento di Ferrari. Doppio cambio nel Vicenza. Ferrari per Zonta e Capone per Rauti. Il Vicenza sostituisce il numero 7 Rauti per il numero 20 Capone. Quindi 5 volti nuovi. E chiaramente un doppio cambio propositivo nel Vicenza. Sono entrati 2 giocatori offensivi. Ed è uscito sì un attaccante come Rauti, ma anche un centrocampista come Zonta. Quindi aggiunge sostanza e qualità all'attacco Vecchi. Per il Vicenza è uscito il Eccolo numero Capone. 29 Zonta, è entrato il numero 9 Ferrari. Primo pallone toccato nella partita dall'ex Atalanta. Costa vuole il fallo di mano e lo ottiene, quindi calcio di punizione. Siamo all'esterno dell'area. Non ci sono provvedimenti disciplinari, ma soltanto l'indicazione di un calcio di punizione affidato a Ronaldo con le sembianze di un corner corto. Da lì uno come Ronaldo può andare anche in porta, però ci sono tutti i saltatori. Vediamo quale sarà la soluzione scelta dal brasiliano. Morbido. Non arriva la deviazione di un compagno, poi sgomita Fabbro. Tocca a lui per ultimo, rimessa Vicenza. Se ne incarica Leverb. Della Morte. Ancora Leverb. Cross troppo ampio, troppo alto. Raccolto però dall'altra parte da Costa. Ronaldo. Azione insistita. Ronaldo morbido dentro per Ferrari che prova a girarsi. Ne ha 3 intorno, anche 4. E glielo tolgono davanti quel pallone. Cuomo costretto a tornare da Confente perché ronzava Fabbro alle sue spalle. Rischia tantissimo qui Confente, poi non è riuscito a mantenere l'equilibrio Metlica. Carraro. Cuomo per Della Morte. Incrocia, va sul sinistro, calcia! Ha preferito deviare lui da Fara per non far arrivare il pallone a Sibi. Altro calcio d'angolo. Sceglie il pallone Ronaldo. Ce n'erano 2 a disposizione. Sono tutti a saltare praticamente. Cross di Ronaldo però sul primo palo trova la deviazione aerea di Fabbro. Capone. Confente quasi nel cerchio di centrocampo. Leverb. Siamo nel 20° minuto del secondo tempo e la Virtus resiste. Ronaldo ne ha 3 addosso. Bravo Meic a portargli via il pallone. De Marchi se ne va giù, fallo di Leverb. E già, limpido. Non era diffidato Maxime Leverb.
Secondo ammonito in campo per il Vicenza, ha preso un giallo anche Carraro. È stato invece sostituito l'unico giocatore della Virtus destinatario di un'ammonizione, cioè Contini. Gatti per Ronco. Anche Gatti è arrivato dal Como. Como. 20 minuti anche alla Nereo Rocco, sempre avanti il Padova. Costa. Leverb, quasi in posizione di play arretrato qui. Ronaldo torna ancora al francese. Avanza bene, guadagna tanti metri di campo Leverb. Al suo fianco c'è Sandon. Costa. Parte il cross, Sibi. Vola in cielo e poi se lo porta giù questo pallone. Si esalta nella difesa col blocco basso la Virtus. E poi l'arbitro fa segno, recuperiamo tutto perché c'è Ronco giù, credo per crampi. Dentro di nuovo lo staff dalla panchina di Gigi Fresco per aiutare il difensore di proprietà del Como. Lui che è stato solo per poco alle dipendenze di Cesc Fabregas nella prima parte della passata stagione, in primavera. Restano 2 cambi a disposizione per la Virtus e 2 slot. I cambi sono 3, sempre con altri 2 slot per Vecchi. Cambi ancora fattibili, si intende. La Virtus sostituisce il numero 34 Ecco. Ronco per il numero 11 Manfrin. Ronco non ce la fa, entra Manfrin al suo posto. E quindi così rimane soltanto una mossa a disposizione di Gigi Fresco. Si è perso almeno 1 minuto e mezzo. Ronaldo. Corre Amadio. Energie fresche per lui. Va a puntare Costa. Amadio, il cross morbido, De Marchi, occhio a Fabbro che non ha agganciato bene ma si era ritrovato un bel pallone tra i piedi. Poi torna indietro, Gatti. Ancora zona cross per Amadio, lato corto dell'area, era andato a cercare di nuovo De Marchi. Virtus che si dedica principalmente ovviamente alla fase difensiva, poi però ha comunque degli squilli, riesce a proporsi in avanti. E di gente che sente la porta ne ha. De Marchi su tutti, eccolo. Si gira, lato corto, esterno della rete, tutto sotto controllo per Confente. Carraro fa salire Cuomo. Della Morte. Subito Manfrin sulle sue tracce. Ronaldo. Era andato da Ferrari, c'è stata la chiusura di Amadio. Poi Sandon deve evitare di perdere questo duello con De Marchi, che invece è bravissimo. Gatti. Poi De Marchi giù, non c'è fallo per l'arbitro. Poi tacco di Capone. Sceglie di sviluppare sul lato sinistro il Vicenza, poi in verticale da Ferrari che calcia. Anzi era stato Morra, pardon, calcio d'angolo. Con Ferrari lo vedete lì al limite dell'area piccola. Adesso 2 prime punte classiche, strutturate nell'attacco di Vecchi.
Sempre Ronaldo dalla bandierina. Siamo in doppia cifra con i calci d'angolo. Colpo di testa, senza però trovare la porta, era andato in ottimo anticipo sul pallone Sandon. E tira un sospiro di sollievo Sibi. È stato bravo Sandon anche a trovare il varco per saltare e raggiungere il pallone tra le strettissime marcature. Pallone perso dalla Virtus intanto. Ferrari. Morra si gira, ma forse era fuori gioco. Sì, braccio alto dell'arbitro. 1270 gli spettatori presenti, inclusi abbonati e i tanti ospiti. Quindi siamo non al tutto esaurito totale, ma ci siamo molto vicini. Tutti venduti i biglietti destinati ai vicentini, sia nel settore ospiti sia in tribuna. E anche chiaramente la giornata di Verona-Genova, quindi tanto calcio nella città dell'Arena. Cuomo per Della Morte. Ancora Cuomo, va lui al cross, sporcato, Sibi, un altro pugno, terzo della partita. Leverb, scena già vista tante volte, tutto il Vicenza nella metà campo offensiva. Cuomo, ancora Leverb, Cuomo, da fare in anticipo secco, Meic, cerca una soluzione complicata, rimessa a Vicenza con Leverb che poi lascia l'incarico a Cuomo, muove ancora due pedine Vecchi, entra Della Latta, anche la Ezza. Anzi De Col, perdono. Il Vicenza subisce il numero 4 Carraro per il numero 8 Della Latta. Quindi Della Latta per Carraro. 14 Cuomo per il numero 26 De Col. E De Col per Cuomo. Eccolo Della Latta, subito a toccare il primo pallone. Costa, forte dentro, deviazione, Sibi se lo ritrova in mano. E adesso chiaramente trazione totalmente offensiva per il Vicenza. Eccolo De Col, ha toccato il primo pallone della sua partita. Sandon. Capone scambia con Morra. C'è Ferrari al centro. Viene cercato ma anche scavalcato. Non cambia il risultato al Nereo Rocco. C'è il Padova avanti grazie al gol di Bortolussi. Ci avviciniamo all'ultimo quarto d'ora, poi il recupero sarà cospicuo. Sibi. Ronaldo. Subisce fallo anche da ammonizione da parte di Michael Fabbro. Uno degli ex Taranto in campo, insieme a De Marchi, insieme a Zonta che è uscito. Erano tutti insieme l'anno scorso. Zonta in prestito dal Vicenza al Taranto. Si va a saltare, sempre Ronaldo a battere, c'è anche Costa che si allontana. Palla morbida, solita di Ronaldo, svetta da Fara. Occhio al rimbalzo però raccolto. Ferrari si gira!
Ha pareggiato il loco 1-1. L'ha rimessa in piedi il Vicenza, sfruttando ottimamente lo sviluppo del calcio di punizione battuto da Ronaldo. E Ferrari si è girato in maniera perfetta in area. A un quarto d'ora dal 90°. Torna l'equilibrio al Gavagnin Nocini con la zampata di Ferrari su questo ottimo suggerimento di Capone, che gli ha offerto un assist perfetto per quel tipo di girata. 1-1 e adesso inizia un'altra partita. Un quarto d'ora, anche di più, in situazione di parità. Il gol numero 4 del rinforzo che il Vicenza aveva già in casa nel mercato di gennaio. Vale lo stesso discorso per Ronaldo. Qui stiamo parlando di Franco Ferrari. Adesso calcio di punizione per la Virtus. E hanno chiaramente preso coraggio anche gli oltre 600 tifosi arrivati da Vicenza. Adesso deve fare attenzione chiaramente la squadra di Vecchi su questo calcio di punizione. Anche la Virtus ha buone soluzioni con i saltatori. Infatti sono tutti lì, a partire da De Marchi, poi Toffanin, Calabrese, la battuta di Gatti, svetta Leverb, sputa via, poi fallo in attacco, calcio di punizione per il Vicenza che ha fretta adesso. Capone, assist di grande classe, quello sul gol di Ferrari, un gol bellissimo. Adesso fuori gioco di Morra. Hanno innegabilmente pagato le mosse di Vecchi, assist e gol di due subentrati. De Col, Ronaldo, ancora la testa di De Col per Leverb. De Col, va lui al cross, prova a prendere quota in cielo Costa, non ci è arrivato. Si ripartirà quindi da una rimessa laterale difensiva per la Virtus quando ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti dei 90. Metlica, giù De Marchi, ha subito fallo da Della Latta, calcio di punizione battuto velocemente Meic. Poi chiede troppo, in questo caso a Manfrin, raccoglie con una certa fretta confente Sandon. Ronaldo può effettuare ancora un cambio volendo Vecchi. De Col parte esternamente, Della Morte invece preferisce andare in orizzontale da Capone. Sandon, Costa ancora per Capone, tutta la Virtus dietro il pallone. Ronaldo, con pazienza il Vicenza, partito il cross, all'opportunità di farne nascere un altro Costa, poi Capone entra dentro, cercato di mettere
un pallone velenoso che è stato però disinnescato in partenza. Adesso subisce fallo su una spinta, Costa, calcio di punizione per il Vicenza, che nel momento di massimo sforzo offensivo è anche un po' stanco. Pippo Costa, gli vengono portati dei sali, qualcosa del genere dalla panchina. Cambia Gigi Fresco con Juanito. Entra il giocatore di maggior classe della Virtus Verona. La Virtus, giudice il numero 14, De Marchi, per il numero 1, per il numero... Prende il posto di De Marchi, chiaramente cambiano tanto le caratteristiche. Fuori una prima punta, dentro un trequartista. Quello che Gigi Fresco ha definito, se sta bene, aperta e chiusa parentesi, un fuoriclasse per questa categoria, Juanito Gomez. Costa lascia la battuta del calcio di punizione a Ronaldo. Sono sempre tutti a ridosso della porta. Il tuffo di testa di Calabrese allontana i guai provvisoriamente per la Virtus, ma il Vicenza insiste. Leverb, poi De Col, Capone, ottimo ingresso, lascia lì il pallone per Della Morte, fa giusto in tempo a rimediare la Virtus che stava aprendo un varco all'interno della propria area. Si lotta sempre lì al limite. Calabrese, eccolo Juanito Gomez al primo tocco da quando è entrato. Metlica, Gatti, deve fare attenzione il Vicenza adesso. Gatti calcia con Fente in qualche maniera e poi sbaglia la ribattuta da posizione anche favorevole alla Virtus, proprio con Juanito. Che occasione! Gatti totalmente libero di calciare qui, con Fente non riesce a tenere nelle vicinanze il pallone, che Juanito Gomez non ribadisce in porta. È entrato Beghetto al posto di Costa, che era esausto, quindi l'ultimo cambio con un esterno sinistro per un altro dentro l'ex Lecco. Ronaldo, Della Morte, eccolo il cross. Questa volta funziona bene la contraerea della Virtus. Capone, ancora dentro. Morra resiste, poi scivola, perde l'appoggio, si rialza Della Latta, calcio di punizione. Conquistato dall'ex giocatore della Carrarese. Ha fatto un gran lavoro di protezione del pallone con il fisico. Ci ha messo anche un po' di esperienza. Poi l'intervento falloso di Fabbro. Cura maniacale nel sistemare il pallone per la battuta da parte di Ronaldo. C'è De Col che prova a dare fastidio a Sibi. Sibi che sembra quasi voler chiedere ai compagni di non distrarsi sulla presenza di De Col. Che ovviamente da lì prova a togliere visuale a Sibi, poi però deve in qualche maniera rientrare da una posizione ovviamente irregolare. De Col cambia idea.
Va a dire qualcosa a Sibi. Dinamica molto particolare, comunque ci siamo, pronto a battere Ronaldo. C'è anche Beghetto come altra soluzione. Beghetto col sinistro, Ronaldo col destro. Ronaldo era andato con una traiettoria bassa, insidiosa, ma comunque allontanata dall'area della Virtus. Sempre Ronaldo. De Col. Suo il cross. Riesce ad allontanare il pericolo la difesa di Gigi Fresco. Poi Fabbro. Dietro per Calabrese che lancia lungo senza troppe pretese di costruire nelle vicinanze. De Col. Ronaldo. Tutta a protezione della propria metà campo la Virtus Verona. Capone. Questa volta il filtrante non passa, ma c'è un altro gettone offensivo per il Vicenza con Leverb. Ronaldo gira il suo destro che però non trova nessuno. E allora siamo a metà del minuto 87. E riprenderà dal fondo Sibi, invitato dall'arbitro a non giocare col cronometro. Sempre avanti il Padova a Trieste e sempre avanti il Padova in classifica con questo risultato del Vicenza. Qui è bravo Fabbro a conquistare la rimessa. Situazione che dà chiaramente respiro alla Virtus. Amadio. Dentro per Fabbro che si gira, però si perde ben lontano dalla porta il suo sinistro. Era mancato anche un po' l'appoggio al momento di coordinarsi. Confente con chiari gesti dice ai compagni di andare tutti verso la porta avversaria. Capone. Lateralmente per Sandon, poi Ronaldo. Beghetto. Si ripartirà dal fondo, c'è stata un'ottima copertura difensiva di Calabrese qui. Su Della Latta. Un minuto e mezzo al 90°, pallone tra i piedi di Sibi che andrà a calciare lungo. De Col. Testa di Gatti, sempre di testa Sandon, pallone che rimane in quota. Ancora Sandon, ha preso un colpo Leverb ma rimane in piedi. Ancora Leverb, colpisce al volo, efficace nel raggiungere Della Morte da Morra a De Col. Poi Ronaldo, Capone con un tacco, poi Beghetto con un mezzo esterno, anche soluzioni balistiche di qualità per il Vicenza che non riesce però ad arrivare, mettere nel mirino la porta. Qui è Manfrin a rifugiarsi in fallo laterale, altra rimessa. 30 secondi dalla segnalazione del recupero che dovrebbe essere ampio. Non trova nessuno dei suoi De Col. Manfrin raccoglie il rimbalzo Leverb, vuole che il Vicenza resti lì. Ronaldo. Eccolo il cross.
Ferrari prova a girarsi, ha messo giù benissimo il pallone e si gira di poco fuori. Cosa aveva creato Ferrari? Con deviazione direi, perché si va alla bandierina. 7 minuti di recupero, è lunghissima ancora. Sempre Ronaldo. Forse fallo in attacco, direi, sì. Fallo di Ferrari che ha chiesto anche scusa, prende il giallo. Occhio perché era in diffida Ferrari. Fallo su Gatti. È punita la pericolosità della gamba alta di Ferrari, che poi aveva chiesto scusa proprio per smarcarsi, direi, dal rischio dell'ammonizione. Non è entrato con cattiveria, ma la pericolosità c'era. Salterà Vicenza Triestina, ma adesso la concentrazione della squadra di Vecchi è tutta sui minuti che restano da qui alla fine. Poi al prossimo turno ci sarà tempo e modo per pensarci. Della Latta, De Col, anzi Della Morte arriva prima. De Col è partito largo. Ronaldo prova ad andare da Ferrari, sputa via questo pallone la difesa della Virtus, che poi spazza con Manfrin. Se ne sono andati 2 dei 7 minuti di recupero. In questo momento Padova 82, Vicenza 81, con il Padova, lo ricordiamo, anche avanti negli scontri diretti. Però basterebbe un gol qui per cambiare tutto. Si sta giocando il recupero anche a Trieste. Rimessa per Manfrin. Sulla sua verticale Amadio di testa, recupera il Vicenza con Della Latta. Beghetto. Capone. Nel vivo di tutte le azioni da quando è entrato. Suo l'assist per il pareggio. Ronaldo. In ampiezza. De Col. Eccolo il cross. Sibi. Con grande sicurezza. L'arbitro invita ancora una volta Sibi a fare presto per ottimizzare l'utilizzo effettivo del recupero. Break del Vicenza con Capone. Ha vinto un paio di rimpalli la squadra di Vecchi. Capone prova ad andare via. Lo spinge fuori dal campo calabrese. C'è rimessa. Beghetto, lancio lungo, calabrese sempre attento sulle traiettorie aeree. Adesso è Fabbro a gestire praticamente da solo la ripartenza della Virtus e poi con saggezza a far sbattere il pallone addosso a un avversario per andare alla rimessa. Leverb. Ultimi 3 minuti, 7 di recupero indicati come tempo minimo garantito. De Col. Il lancio per Ferrari, è quasi una preghiera. Non riesce a girarsi, in questo caso il loco l'aveva fatto in maniera perfetta in 2 precedenti occasioni. Ronaldo. Ottima interdizione, poi finisce giù. Calcio di punizione per il Vicenza. Non sta nella pelle Gigi Fresco, lo vedete sullo sfondo, incita i suoi, anzi non c'è punizione, c'è rimessa. Il pallone è già in gioco comunque. Beghetto, va lui al cross,
Toffanin più in alto di tutti. Leverb, De Col, è un assedio ovviamente, si gioca solo in questa metà campo. Imprecisione di Leverb che rischia di costare cara, poi De Col rimedia, Manfrin soltanto rimessa per il Vicenza. 2 palloni in campo, ne basta uno, De Col. Giù Leverb che attira addosso a sé il fallo, ha scelto di disporre di un calcio di punizione per andare a cercare i saltatori, infatti vanno tutti nell'area della Virtus o comunque a ridosso. È finita a Trieste, ha vinto il Padova 1-0, qui si gioca ancora. Ronaldo raccoglie Capone al limite, largo per Beghetto, altro cross, il colpo di testa di Leverb e poi Ronaldo al volo, centrato in pieno Meic. Virtus che si difende con grande ordine, stringendo i denti, anche con una lucidità insospettabile dopo 96 minuti, anche qualcosa di più considerando il recupero del primo tempo. Non c'è lungo Leverb, Ferrari mette giù, prova a girarsi, non c'è riuscito. Ancora Leverb, lascia campo alle spalle il Vicenza perché adesso chiaramente non ha granché da difendere, ripiega, fa in tempo a risistemarsi. Fabbro, Amadio, finta il tiro e poi allarga. Opportunità per rendersi pericolosa per la Virtus, pallone che resta lì pericolosamente e lo sbatte in porta Gatti, col Vicenza tutto sbilanciato in avanti, che si era risistemato sì ma solo fino a un certo punto. E avanti la Virtus 2-1, è un romanzo, non è una partita. Cristian Gatti dà una mazzata terribile alle ambizioni di promozione diretta della squadra di Vecchi, che sognava ancora di vincerla negli ultimissimi istanti di questa partita. Siamo già oltre i 7 di recupero. Che spirito la Virtus comunque. È finita direi? No. No, non è finita. Erano tutti entrati in campo i giocatori della panchina di casa. Ma c'è ancora da giocare, stanno tornando al loro posto. Dicevo, grande spirito nel saper stringere i denti nel momento di massima sofferenza per la Virtus e poi nell'andare a far male al Vicenza sbilanciato. Non è finita, cercato Ferrari, Sibi, e adesso è finita realmente, si conferma ammazza grandi la Virtus Verona che batte 2-1 il Vicenza. Super Gatti al 97esimo, un incubo per il Vicenza, ma la festa della Virtus è quella di una squadra che ha saputo chiaramente resistere alle offensive di un'avversaria molto più forte tecnicamente, che ha fatto di tutto per provare a vincerla dopo aver raggiunto il pari, ma la Virtus ha saputo resistere ed è riuscita a spuntarla. Come ha battuto il Padova, ha battuto anche il Vicenza. Padova che si riappropria della vetta grazie al successo di Trieste. Vicenza che scivola a -2 dal primo posto con 180 minuti ancora da giocare, e alla prossima la Triestina sarà proprio l'avversaria della squadra di Vecchi. È tutto dal Gavagnin Nocini, la grafica sottolinea l'impresa della Virtus Verona che ha battuto 2-1 quella che era all'inizio di questa partita la capolista. Grazie, buon proseguimento con i programmi di Sky Sport.